Tifosi del Napoli. Attenzione perché arriva un altro aggiornamento direttamente dal dietro le quinte del calciomercato. E questa volta riguarda un nome molto importante. Sì, stiamo parlando di Jadon Sancho. L'attaccante inglese che ha già brillato in Bundesliga e che sta cercando di ritrovare il suo miglior calcio dopo gli alti e bassi al Manchester United. E guardate, il suo nome è arrivato, sì, fino ai corridoi del Napoli. Ma prima di dirvi cosa sta succedendo dietro le quinte e come si sta posizionando il club in questo momento, mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino. Perché qui riceverete tutte le notizie sul nostro Napoli con priorità assoluta. Ora passiamo ai fatti, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, uno dei più affidabili quando si tratta di calciomercato. Jadon Sancho è stato offerto al Napoli da un intermediario. Proprio così, la proposta è arrivata dall'esterno, non è stato il club a cercare direttamente il giocatore. Il Napoli, dal canto suo, ha preso nota del suggerimento, ma al momento non sembra disposto ad andare avanti. Il motivo? Sancho non è una priorità per Antonio Conte. L'allenatore ha altre urgenze nella rosa, è concentrato sul rafforzamento di aree specifiche e, per ora, il nome di Sancho rimane in secondo piano nei corridoi del club. Non è da escludere, ma non è nemmeno una mossa calda in questo momento. Dall'altra parte, la Juventus è un po' più attiva in questa vicenda. Secondo Pedullà, la vecchia signora era già arrivata vicina a un accordo con il Manchester United nell'ultima finestra di mercato. E ora ha ripreso le trattative sia con il club inglese che con i rappresentanti del giocatore. La nuova dirigenza della Juve apprezza il profilo di Sancho, ma deve affrontare sfide come l'alto stipendio e la necessità di vendere giocatori, come Nico Gonzalez, per fare spazio nella rosa e nel budget. Inoltre, il club vuole anche mantenere Thiago Diallo e risolvere la situazione di Conceição, il che potrebbe ritardare ulteriormente qualsiasi decisione definitiva su Sancho. E c'è di più. Sancho ha ricevuto offerte anche dall'Arabia Saudita e dalla Turchia, tra cui un'offerta del Fenerbahce. Ma il Manchester United non è disposto a cedere il giocatore a qualsiasi prezzo. Vogliono negoziare bene e non intendono regalare un atleta che ha ancora un grande valore di mercato e talento da vendere. In altre parole, il futuro di Sancho rimane completamente indefinito e il Napoli, in questo momento, osserva da lontano, concentrando i propri sforzi su altri obiettivi più immediati. E ora, tifosi azzurri, la parola è vostra. Jadon Sancho sarebbe un buon rinforzo per il nostro Napoli. Pensate che valga la pena per il club insistere su questa trattativa, nonostante il costo elevato e le incertezze? O sarebbe meglio continuare a concentrarsi su nomi già più in linea con i piani di Antonio Conte? Voglio leggere i vostri commenti qui sotto. La tua opinione è molto importante e aiuta questo canale a crescere sempre di più. E naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento sul calciomercato, lascia un super grazie. Perché questo rafforza molto il nostro lavoro e ci permette di continuare a offrirvi tutte le notizie in anteprima. Discutiamone insieme, tifosi del Napoli.